È dal 1994 che sto dicendo a tutti quanti, voi italiani, che Berlusconi si è messo a fare politica per motivi giudiziari. C'è chi si è dato alla fuga quando è stato scoperto con le mani nel sacco, c'è chi si è consegnato alla giustizia. Berlusconi ha inventato la terza via. Si è messo a fare politica perché tra San Vittore e Montecitorio ha preferito Montecitorio. Ma tutti i nodi vengono al pettine. Ed oggi sappiamo che è condannato in via definitiva per frode fiscale. Ora, che senso ha ancora continuare a credere alle stupidaggini che lui racconta per far credere che è stato perseguitato dalla magistratura? È una persona a cui non si può affidare le chiavi di casa nostra, men che meno la gestione della cosa pubblica. Per questa ragione chiediamo che al più presto si torni alle elezioni e i cittadini possano scegliere fra persone di cui fidarsi, a cui affidare le chiavi di casa.